amici, ben ritrovati, buon anno a tutti. Quest'oggi la Via dei Presepi è a Ramera di Marino di Piave. Siamo in compagnia di due organizzatori, Thomas Dargentin e Stefano Montesel. Iniziamo con Stefano perché c'è una novità che precede l'entrata nel presepio. Sì, buongiorno a tutti, intanto buon anno. E allora vi aspettiamo qui a Ramera a vedere la mostra dei presepi e il nostro presepio artistico. Come diceva Luigi, prima del nostro grandissimo presepio artistico c'è una mostra di presepio da tutto il Triveneto, fatto dai nostri artigiani, sono tutti particolari, bellissimi da visitare, e poi vi aspettiamo qui a vedere il nostro presepio fatto dai nostri ragazzi qua della... Stefano, mi dicevi prima, mentre mi facevi visitare la mostra, c'è un presepio particolare che è quello della città nativa di Papua Wet'suwet'en. Sì, c'è un nostro amico che ormai è da anni che ci porta questi presepi da San Donà di Piave, è andato su a fare un pellegrinaggio su a Cracovia e ci ha portato questi due presepi bellissimi dalla Polonia, e quindi molto particolari da vedere, insomma, ecco. E non dimentichiamo il solito angolino dedicato ai bambini dell'asilo delle elementari. Sì, anche quello ormai è diventata una nostra tradizione. Ogni anno con la maestra Simonetta qua di Ramera ci mettiamo d'accordo e i bambini ci fanno questi disegni che sono molto particolari e belli da vedere, insomma, ecco. Stefano resta qui con noi. Thomas, il presepio qua dietro totalmente rivoluzionato. Sì, dalla latitudine delle nostre Dolomiti siamo scesi fino a Matera, che è stata la principale ispirazione, poiché è anche capitale della cultura europea del 2019, ed è proprio in un borgo tipico con la scenata tipica dei Sassi che abbiamo ambientato quest'anno la sacra rappresentazione del presepio. Oltre alle novità dell'anno scorso che rappresentavano la nascita, la vita e la morte di Gesù, quest'anno abbiamo voluto implementare con anche l'Annunciazione a Maria e Giuseppe, che si vedono in due momenti distinti durante il ciclo appunto del presepio, e che vogliono riportare un po' del messaggio evangelico all'interno della rappresentazione. E naturalmente noi non abbiamo filmato tutto proprio perché la curiosità deve prendervi e domani vi vogliamo qui. Stefano, a proposito, gli orari per venire a visitare? Sì, siamo aperti tutti i giorni festivi fino al 26 di gennaio, forse se venite in tanti fino al 2 di febbraio, al pomeriggio dalle 2:30 alle 18, e seguiteci su Facebook e Instagram, che siamo anche lì, sempre pubblichiamo foto e aggiornamenti, insomma, ecco, delle nostre aperture. Grazie. Ebbene, Stefano, Thomas, facciamo gli auguri, ormai l'anno è passato, però sta arrivando l'Epifania, quindi un augurio ai telespettatori lo facciamo. Ciao, ci vediamo, auguri. Take a cup